primo vero weekend d'estate, ma le spiagge si riempiono solo nel pomeriggio. Lo scorso fine settimana, infatti, complici le previsioni meteo ancora incerte e la tornata elettorale, ha registrato non più di 400.000 presenze. I bagnanti delle spiagge di Jesolo, Caorle e Bibbione hanno preferito ritardare la partenza per recarsi prima alle urne. Lunghe code si sono formate in serata, 4 km in direzione Venezia, 10 verso Portogruaro. Al via ieri la 22esima edizione della Festa della Ciliegia. Fino all'8 giugno a Ponzano Veneto il campo sportivo di via Camalò, località Barrucchella, ospiterà eventi sportivi, musicali e gastronomici. Tra una ciliegia e l'altra non perdetevi la sfilata d'auto storiche organizzata in memoria di Andrea Volpato e, come da tradizione, non mancherà la pedalata ecologica tra i colmei storici, una biciclettata all'aria aperta lungo le vie più suggestive della città. Attimi di paura domenica pomeriggio in Piazza delle Erbe a Padova. Uno sciame d'api ha completamente ricoperto una delle sedie del bar degli Spritz, gettando nel panico clienti e passanti. È il terzo caso di invasioni di api nel giro di pochi giorni. Ad attirare il gran numero di insetti, con tutta probabilità, la presenza di un'ape regina. Tempestivo l'intervento di un apicoltore chiamato dai vigili urbani per domare lo sciame e portarlo via.